Jungle. Comincia male la partita della Cagliari alla Sardegna Arena, gran cross di Alessio Cerci che trova il colpo di testa vincente di Bruno Zuccolini, primo gol per l'Argentina in questo campionato a battere l'ex di turno Rafael. Dall'altra parte il Cagliari sbaglia un rigore con Cigarini ma trova il gol del pareggio fortuito con la deviazione di Luca Cepitelli. 1-1 che sembra scolpito, partita equilibrata e con tanti episodi arbitrali, la risolve nel finale il Cagliari con l'inserimento vincente di Paolo Paragò al secondo gol in questo campionato. Guardate da fuori perché ho sbagliato io, quindi è giusto così. La partita penso che l'abbiamo fatta bene. Abbiamo preso un gol, abbiamo subito un gol dopo 6 minuti. Credo che questo ci ha messo in difficoltà, ma la squadra ha cercato di giocare, di dare continuità al gioco che non era semplice, e poi sono arrivate tante occasioni da gol, anche il rigore sbagliato. Nel secondo tempo abbiamo continuato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Questo secondo me è stato importantissimo al pubblico, che ci ha dato una grande mano, una grande spinta, non solo qui, sino anche quando siamo fuori. Loro a Torino c'erano, non abbiamo potuto ripagare, ma è importante dirlo, oggi abbiamo ripagato con quello che vuole vedere la gente, non mollare mai, e questo è quello che si è fatto, anche giocando a calcio secondo me. La domanda che viene spontanea è: perché il Verona è stato così diverso rispetto alle ultime partite in cui era propositivo, volenteroso, aggressivo? Cos'è cambiato? Beh, questo è la vera cosa che ci chiediamo, è grande dispiacere perché la partita abbiamo meritato di perdere, tutto qua. Il discorso è che veniamo da partite in cui la squadra era in crescita, aveva la personalità, il più giusto, e oggi, nonostante il vantaggio iniziale, non siamo stati in grado poi di mantenere quel tipo di atteggiamento. Ma cos'è, una questione mentale, non so, fisica? Aiutami a capire, cioè dove sono i motivi? Io l'avevo detto che insomma, dopo quelle partite in cui avevamo speso tantissimo e non avevamo raccolto nulla, un po' di sfiducia o di autostima era venuta meno, però bisogna continuare, perché il campionato è quello che è, noi dobbiamo stare praticamente su ogni gara, avere quel tipo di atteggiamento, anche se in questo momento avevamo raccolto poco, anzi non avevamo raccolto niente, dovevamo continuare su quella strada. Allora direttore, è una sconfitta che fa tanto male, perché era cominciata in un altro modo la partita. Prima di parlare della gara ti chiedo subito del tecnico. Sai benissimo che quando c'è la pausa di campionato è il momento in cui saltano le panchine, non so se hai parlato col presidente, con il mister, qual è la situazione? Mi ho confrontato col presidente, con l'allenatore. L'idea non è di cambiare l'allenatore, se questa è la domanda, ecco, diretta, francamente non crediamo che sia questa la soluzione. Veniamo da 3 buone prestazioni, 3 ottime prestazioni in cui non abbiamo raccolto punti. Oggi peccato perché la partita si era incanalata, come dicevo, nei binari giusti, facciamo gol dopo pochi minuti, poi abbiamo subito il ritorno del Cagliari. Questo fa male ancora di più perché erano punti pesanti. Fa male anche perché il Verona, ho detto, no, stava arrivando delle buone prestazioni. Come mai oggi questo passo indietro? Perché nel coraggio, nella propositività, un netto passo indietro. Sicuramente, sono d'accordo con te. Oggi a proposito dell'atteggiamento, forse abbiamo fatto gol troppo presto, non so cosa dirti, ha sorpreso un gol dopo pochi minuti. Altre spiegazioni non ne trovo. Dispiace perché era una partita da poter vincere, sinceramente, con 2 o 3 di partenza abbiamo fatto male. Poi oggi, nell'epoca della VAR, che sembra i guardalini non alzano più la bandierina, oggi ha alzato la bandierina e ha trovato un gol regolare, secondo me, almeno così me l'ha parso dalla tribuna, però sono dettagli. Oggi bisogna essere onesti e dire che il Cagliari ha spinto più di noi e dopo il gol subito ha trovato la forza per spingersi in avanti e cercare di recuperare la partita, e ci è riuscito, secondo me con merito. Chiaro, fa male quando il gol arriva negli ultimi minuti, fa ancora più male. Audio Jungle.